L'altopiano di Asiago, meglio conosciuto come Altopiano dei Sette Comuni, fa parte delle Alpi Vicentine, al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige. Sorge a 1000 metri di quota e si apre con un paesaggio che si affaccia su vastissimi prati verdi, campanili ed è contornato da vette che si elevano per oltre 2300 metri. È un territorio molto ospitale, ricco di storia, tradizioni, usanze e incantevoli foreste che merita di essere visitato. Andiamo insieme a scoprire alcuni dei suoi aspetti principali. Seguitemi. Il Monte Cengio è una montagna delle Prealpi Venete in provincia di Vicenza. Fa parte del comune di Cogollo del Cengio ed è situato a sud-ovest dell'Altopiano dei Sette Comuni. Il versante ovest di questo monte si affaccia sulla Valdastico ed è stato teatro di eventi bellici sanguinosi inerenti alla Prima Guerra Mondiale tra il 1915 e il 1918. Pensate che la legge 534 del 27 giugno del 1967 definisce questo luogo una zona sacra alla patria. Nel 1916 le truppe austro-ungariche lanciarono un'offensiva sugli altipiani del Trentino e del Veneto, con l'intento di occupare la pianura padana prendendo alle spalle l'esercito italiano. Il 28 maggio 1916 le truppe austriache riuscirono a sfondare le linee difensive italiane, raggiungendo Asiago con l'intento di espugnare il Monte Cengio che si affaccia sulla pianura. Lo stesso giorno il generale Luigi Cadorna inviò sull'altopiano di Asiago la brigata Granatieri di Sardegna per tentare di fermare l'avanzata nemica. I soldati italiani riuscirono a conquistare diverse zone del Monte Cengio, combattendo per giorni con pochissime munizioni e senza cannoni. Il 3 giugno del 1916 le truppe austriache ebbero la meglio e riuscirono a conquistare la montagna. Durante questo scontro bellico di circa 10.000 soldati italiani riuscirono a salvarsi solo in 1000, ma ci furono ingenti perdite anche nel contingente austriaco. In qualche modo i granatieri di Sardegna riuscirono a avere la meglio sulle truppe imperiali e a riconquistare la montagna. Considerata l'importanza strategica di questa montagna per il controllo del territorio, i comandi militari italiani decisero di ampliare le loro opere belliche su 3 livelli del versante ovest, scongiurando così nuovi possibili attacchi nemici. Di questa montagna non parliamo solo di guerra, ma anche di alpinismo. Dal 1970 in avanti, sulle pareti calcaree strapiombanti, fatte di tetti e placche lisce, furono aperte delle vie alpinistiche di notevole difficoltà. Passando accanto alle pareti, di tanto in tanto possiamo vedere le vecchie chiodature che servono per fare da sosta agli alpinisti. Monte Cengio, 1347 metri. Siamo giunti al termine di questo itinerario storico che ci ha portato a scoprire gli eventi bellici accaduti qui durante la Prima Guerra Mondiale, tra il 1915 e il 1918. Sul territorio dell'Altopiano di Asiago si trovano altri monumenti che ci aiutano ad apprezzare la libertà che ci hanno regalato i soldati che hanno combattuto per il nostro futuro. Andiamo a vederli insieme.
In località Camporovere troviamo il Forte Interrotto, una caserma militare costruita nel XIX secolo e parzialmente trasformata in fortezza durante lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, con lo scopo di difendere il confine italiano dall'impero austro-ungarico. Il termine interrotto non significa che è una struttura lasciata incompiuta, ma prende il nome dalla montagna sulla quale è stata edificata a 1392 metri di quota. Siamo a 10 km di distanza dal Monte Cencio e quello che vediamo qui dietro è il Sacrario militare di Asiago. Fu costruito nel dopoguerra per raccogliere le spoglie dei soldati caduti durante i combattimenti. Questo monumento rappresenta, insieme a quelli del Pasubio, del Monte Grappa e del Monte Cimone, il simbolo della provincia di Vicenza. Contiene i resti di oltre 55.000 soldati provenienti per lo più dai 41 cimiteri di guerra sparsi sull'altopiano. Oggi purtroppo dobbiamo accontentarci di vederlo da fuori perché è chiuso per motivi di restauro. Oggi andiamo a scoprire una parte dell'altopiano di Asiago con la mountain bike, lungo una pista ciclabile che un tempo era la ferrovia che collegava la pianura vicentina con Asiago. La ferrovia Rocchette-Asiago era una linea ferroviaria dell'Alto Vicentino, a scartamento ridotto e in parte a cremagliera. Collegava l'altopiano dei 7 comuni con Schio e Tiene. Fu attiva dal 1910 al 1958. Copriva una distanza di 21 km e 190 metri ed era gestita inizialmente dalle Ferrovie Nord Vicenza e successivamente dalla Società Veneta. Verso il XIX secolo l'industria tessile dell'Alto Vicentino necessitava di avere a disposizione dei collegamenti viari e tranviari per il trasporto sia delle merci che delle persone. Furono presi in considerazione 2 importanti progetti per lo sviluppo del tracciato della ferrovia, uno dall'ingegner Alfonso Crippa di Milano e l'altro dall'imprenditore politico Alessandro Rossi, mentre la scelta dello scartamento ridotto fu imposta dal governo austro-ungarico che diede l'approvazione nel 1907. Saliamo quindi in sella alle nostre mountain bike e andiamo a scoprire insieme questa ciclabile partendo da questo edificio che è l'ex stazione di Campiello. La ferrovia fu inaugurata il 10 febbraio 1910 alle ore 8:30. Ma si dovette prima liberare l'intera linea dall'abbondante nevicata accaduta il giorno prima e continuata durante la notte, mediante 2 spartineve partiti da Asiago diretti in pianura. L'ufficializzazione del servizio entra in vigore il 4 agosto successivo. Dell'architettura dell'ardita ferrovia facevano parte 6 gallerie, ponti, viadotti, 10 caselli abitati da guardiani giorno e notte, oltre che 4 serbatoi di acqua per rifornire le locomotive e 3 piattaforme girevoli. In alcuni punti si dovette scavare anche nella roccia viva per permettere il passaggio dei treni. La locomotiva a vapore che vediamo è chiamata Vacamora ed è del tutto simile a quella che transitava sulla ferrovia dell'Altopiano fino al 1955. Pensate che la locomotiva lungo il tragitto di sola andata consumava 4 metri cubi di acqua e bruciava 5 quintali di carbone. Il tempo impiegato in salita era di 1 ora e 20, mentre a scendere di 1 ora e 5 minuti. La linea ferroviaria prendeva quindi l'avvio a Rocchette, situato a 283 metri sul livello del mare, e raggiungeva i 1000 metri di quota presso questo edificio che è il capolinea di Asiago, un tempo stazione ferroviaria e oggi ospita l'Unione Montana della Spettabile Reggenza dei 7 comuni e l'Ufficio del Turismo.
L'esercizio fu soppresso il 1 agosto 1958 e fu sostituito dagli autobus adibiti al trasporto dei passeggeri e anche a favore del turismo. Poi l'intera linea venne definitivamente smantellata nel 1977. Vaia è il nome della violenta tempesta di origine atlantica che il 26 ottobre del 2018 interessò maggiormente il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e la Lombardia. La furia dell'eccezionale evento meteorologico durò 3 giorni. Raffiche di vento di scirocco fortissimo soffiarono a una velocità variabile tra i 150 e i 200 km orari e le piogge intense cadute in 3 giorni provocarono lo straripamento dei fiumi Piave e Brenta, oltre che al lago di Alleghe e i corsi d'acqua minori. Secondo le prime stime, dopo la tempesta, i danni causati alle foreste del Veneto si aggiravano tra i 6 e gli 8 milioni di metri cubi di legname abbattuto. Un evento naturale disastroso mai registrato in epoca recente in Italia. La caduta degli alberi sulle linee elettriche, ma anche sui piloni, ha provocato gravi disagi prolungati sulla distribuzione dell'energia elettrica in tutto il Triveneto. Il bostrico tipografo è un insetto che fa parte della biodiversità dei nostri boschi. Svolge un ruolo ecologico molto importante in quanto attacca le piante già sofferenti o al termine del loro ciclo vitale, trasformando il legno in humus, dando luogo alla fertilizzazione del terreno. La tempesta di Vaia ha spezzato l'equilibrio dell'ecosistema perché la grande quantità di legname abbattuto ha favorito cibo per questo tipo di insetto che si è riprodotto su larga scala e ha cominciato ad attaccare anche le piante sane. Il bostrico trova il suo habitat naturale soprattutto negli abeti rossi. Inizialmente buca la corteccia e poi comincia a farsi strada con i cunicoli verticali e trasversali, andando così a intaccare il sistema linfatico delle piante. Gli abeti cominciano così un periodo di lunga sofferenza e quando si cominciano a vedere le prime avvisaglie con la perdita degli aghi e il secume delle ramaglie è già troppo tardi. Voglio concludere questo argomento con una curiosità. Pensate che fin dal 1950 l'Istituto di Meteorologia dell'Università di Berlino offre la possibilità di assegnare un nome di donna a pagamento a seguito di un evento catastrofico di alta o bassa pressione. L'evento del 2018 prende quindi il nome dalla signora Vaia Jacobs, una manager di un grande gruppo multinazionale di materassi, grazie al regalo originale fatto da suo fratello. L'economia di questo luogo si basa principalmente sulle tradizionali attività agricole, in particolar modo l'allevamento dei bovini da latte che forniscono la materia prima per l'industria lattiero-casearia. Pensate che il formaggio è una conservazione del latte tra le più antiche e si dice che sia nato per sbaglio. Una leggenda araba narra che un giorno un pastore dovette affrontare un lungo viaggio e portò con sé del latte conservato in una borraccia ricavata dallo stomaco di un capretto. Quando giunse a destinazione si accorse che il latte era diventato un composto granuloso di colore giallognolo. Tutto ciò era stato provocato dal caglio presente nello stomaco dell'animale. In pratica era venuta una cagliata. L'uomo assaggiò questo composto e scoprì che era buono. Ebbe così inizio la lunga storia del formaggio e della sua caseificazione. Sull'altopiano dei Sette Comuni viene prodotto un formaggio di eccellenza che prende il nome da questo luogo. È l'Asiago DOP,
che riporta il marchio di denominazione di origine protetta che ne attesta la qualità ed è conosciuto a livello internazionale. Si tratta di un formaggio a pasta semicotta prodotto esclusivamente con il latte vaccino in due tipologie. L'Asiago DOP fresco fatto con il latte intero dal sapore dolce e delicato e l'Asiago DOP stagionato fatto con il latte parzialmente scremato dal sapore più deciso. E con questo ultimo argomento chiudiamo così il nostro viaggio di 6 giorni sull'altopiano di Asiago, che vi consiglio di visitare. Se vi è piaciuto questo video vi invito a lasciarmi un like sul mio canale YouTube Johnny Caldera. Vi ringrazio di avermi seguito fin qui e vi do appuntamento al prossimo progetto. Ciao ragazzi, alla prossima!